Una Miss Italia, Rachele Risaliti come madrina, una bellezza senza tempo quale Martina Colombari fra i premiati, fiori tra i fiori d'inverno, l'appellativo consueto per il radicchio che a Castelfranco Veneto ha consumato l'ormai tradizionale appuntamento del premio. Alle eccellenze in vari campi dello sport, della cultura e dell'impegno sociale, il radicchio d'oro appunto. 18 anni fa avrebbe pensato a un'esperienza così lunga e duratura? No, veramente siamo partiti in sordina, tranquilli, calmi, però nell'andare gli anni abbiamo potenziato questo premio perché sicuramente sia per me e anche per i collaboratori che ho, ristoratori del radicchio, è un grosso traino di una bella immagine per tutta l'Italia, quindi noi dobbiamo portare la nostra immagine del radicchio in tutto il mondo. Una dozzina riconoscimenti assegnati con il Veneto naturalmente a farla da padrone, ma non solo, come nello sport, dove a fianco del trevigiano commissario tecnico dell'Albania Gianni De Biasi si sono trovate l'olimpionica dei tuffi Francesca Dallapè, la promessa del nuoto Aglaia Pezzato e rappresentanza del loro centro sportivo dell'esercito, il colonnello Del Favero. Altri premi eccellenze della cultura come lo scrittore Fabrizio Roncone, del food and beverage quale Luigi Scordamaglia, del bel canto come tenore trevigiano Francesco Grollo, premiato a sua volta da un altro premiato per un prelibato prodotto caserio veneto. La voce di questo signore, di Francesco Grollo, è qualcosa che emoziona, specialmente quando a me mi canta il Piave e l'Inno d'Italia, no? Ma anche il resto, è veramente bravo. E poi il sempre più in Veneto, Albano, non solo cantante, pure ottimo produttore di vini. Ma si mangia anche in Puglia, appunto, il radicchio spesso. Purtroppo poco, mi piacerebbe che ce ne fosse di più. La specialità nasce qui ed è limitata qui. Anzi, io vorrei, siccome mi piace molto, l'ho scoperto la prima volta nei miei primi anni a Milano, sentivo radicchio, ma che cavolo è sto radicchio, un pezzo di legno, ho scoperto che era una bellissima e fantastica insalata, una pianta, un fiore come lo chiamate voi, e a quel fiore sono legato da molti anni.